Salve a tutti, ci troviamo al Civico Museo del Cavallino della Giara, esattamente nella sezione dedicata al cavallo e al cavallino della Giara. Stiamo leggendo il libro guida del museo, in occasione del progetto Piccoli Musei Narranti, organizzato dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei. Oggi leggeremo una parte del testo dedicata al cavallo. Nelle zone prettamente cerealicole della Sardegna, il cavallo ha un'importanza assai minore di quella del bue in quanto forza motrice, e invece più usato come mezzo di trasporto per le lunghe distanze, ma non dal contadino, che, se lo usa come sostituto del giogo di buoi, adattando i vari attrezzi e i carri nella parte d'attacco. Il cavallo è anche il mezzo di trasporto di prestigio del medio e grande proprietario, sia sellato che attaccato al calesse. Il cavallo, in Sardegna, viene usato da solo, raramente in coppia, nel lavoro agricolo e il suo uso prevalente è quello di forza motrice per mezzi di trasporto, essendo più veloce del bue. Le razze equine da lavoro più diffuse nelle campagne della Sardegna meridionale sono quelle dette inglesa, araba ed essaiana. Su guardo inglese è quello più grande e robusto, adatto più per il traino dei carri che per lavori più fini come l'arattura. Su guardo arabo è meno grande, tarchiato, mansueto, mambroso e bizzarro. Su guardo de Saiara o guardo sardo è di piccole dimensioni, piuttosto forte, vivace, qualche volta indocile, ma resistente alla fatica. Nelle zone cerealicole, in genere in Sardegna, sono molto rari i muli e del tutto assente i bardotti. Il cavallo è utilizzato in agricoltura per un periodo medio di una dozzina di anni. Naturalmente le razze suddette sono per lo più lontani dall'essere pure. Il contadino in genere non si preoccupa, non dà importanza al pedigree dei suoi animali, mentre più importanza vi attribuiscono, per esempio i pastori, anche ai cavalli e soprattutto ai carrettieri. L'età del cavallo, come dovunque, si determina con molta approssimazione dall'osservazione dei denti. I spizzocusu, i picozzi, spuntano verso l'8° giorno della nascita, i mediani, verso il 35°, i cantoni, al 6° mese. Gli incisivi da latte, i sagullianta, aguagliano, e i spicozzus a 1 anno, i smedianus verso il 16° mese. I spiccozzus cadono a 2 anni e mezzo, i smedianus a 3 anni e mezzo, i scantonis a 4 e mezzo. A 5 anni il cavallo ha saucavata, la bocca è fatta. A 8 gli incisivi si inclinano, i spiccozzus si arrotondano a 9 anni, i smedianus a 10, i scantonis a 12 anni, circa. Gli spiccozzus diventano triangolari a 14 anni, i smedianus a 15, i scantonis a 16-17. A 18 anni i spiccozzus diventano biangolari, i smedianus a 19 e i scantonis verso i 20. Il puledro resta con la madre, segua, fino all'1 anno e mezzo e si svezza per lo più con la tecnica del sumurrari, esattamente come avviene per i vitelli. A seconda del colore del manto i cavalli si distinguono in baio, muttino, rosso, ghiani, morello, facciardo con la stella in fronte, murro, bianco e grigiastro, bilardo, peadro, con le estremità posteriori bianche, balsano enanti, balsana seguso, zampe anteriori bianche o zampe posteriori bianche, mevino, color miele. La castrazione dei cavalli, poco in uso fino a quel momento, si incomincia a praticare per tutti gli animali non da monta, gli stallosi. Nel 1924 una legge ne regolava i modi. Sasanadura del cavallo, la castrazione, si pratica verso il 16° mese della nascita. Il sistema più vecchio è quello della sammalladura, esattamente come per i torelli, ma il sistema più sicuro è quello dell'apertura della borsa scrotale o per staccare, stringendo con una tanaglia, i cordoni testicolari, oppure per asportare anche i testicoli. La domatura non si esegue mai con meno di 2 uomini. La prima operazione è quella del dassogai, quindi prendere la testa con la corda a un nodo scorsoio. Una volta stanco di dimenarsi, per liberarsi dal laccio, si cerca di montarli in groppa, sulla sella, a imbrentatura o a schiena rimpia, con la schiena pulita, stando molto curvo in avanti. Successivamente lo si attacca al carro o all'aratro. Un modo graduale di domarlo è quello di incominciare a mettergli in groppa una bisaccia, prima vuota, poi sempre più pesante, fin dai primissimi mesi di vita, specialmente quando il puledro non sta in branco, ma segue la cavalla madre nel suo lavoro.
Le prime volte che lo si attacca all'aratro al carro deve essere tenuto sia per la cavezza che per le briglie. La ferratura si fa per la prima volta appena dopo domato, verso i 2 anni e mezzo. La ferratura del cavallo è più laboriosa di quella del bue, benché, su Verreri, deve prima lavorare sullo zoccolo di raspa ed incastro per pareggiare bene l'orlo plantare. Il cavallo riceve anch'esso un nome, ma secondo le usanze più diffuse dovunque, tanto che spesso le denominazioni sono italianizzanti, oggi e a volte gallicizzanti o anglicizzanti, anche presso i contadini. I nomi tradizionali più diffusi in passato sono quelli del tipo Baieto, Piccolo Baio, Moritto, Morello, Mirella, ma anche Mustafa, De Gasperi, Togliatti, Circillo, Winston Churchill, Barroso, Testardo, Ballerina, Cadrallina, Cardellina. Le malattie del cavallo più temute sono i sbutturronisi, stranguglioni, affezione delle prime vie aeree, si ingrossa il collo e la bestia tossisce e respira affannosamente. Cimuro. Alla somministrazione di paglia, di ceci, si attribuiscono capacità terapeutiche di questa malattia, ma per curare questo malanno, molto frequentemente, negli equini esiste anche una magia, una medicina, ma nel senso di bruceria, magia, stregoneria, che vale la pena di descrivere per sommi capi. Si usa soprattutto nel Sarcidano e nel Gerrei, ma anche un po' dappertutto con poche varianti. L'officiante si pianta di fronte alla bestia incimurrita, si toglie il berretto, lo mette sotto l'ascella a sinistra, si fa 3 volte il segno della croce, prende dalla tasca un coltello a serramanico, s'arresoia, lo apre, fa dei gesti come se incidesse profondamente al centro della gola sul collo dell'animale e infine ripete 3 volte la formula. Santum Martino, de mie 3 servidores, una rada, uno budada e uno segada sbuturronisi. San Martino aveva 3 servi, uno arava, uno potava e uno tagliava gli stranguglioni. Puntas avrenti, a essa puntas mal di pancia. La bestia solitamente si butta a terra agitando le zampe e dipende dall'indigestione, quando ciò che è vero spesso è efficace una bella galoppata alla soluzione. Oppure altre malattie sono i vermi che escono dall'ano in una forma simile a grani d'orzo e si cura somministrando alla bestia della paglia di ceci e si crede che il male sia causato dall'indigestione di molta paglia d'orzo. Sintico, il ticchio, una voglia continua e invincibile di mordere qualcosa di duro o di legnoso, non si conosce cura empirica o di tipo magico, friadura, sfregamento, scadridura, irritazioni e ulcerazioni dovute ai finimenti e soprattutto alla sella o sellina e alla collana. Si curano cospargendo grasso o d'olio di oliva, oppure cospargendo sulle ferite una polvere ottenuta macinando un tipo di pietra detta verde mohasa, pietra di macine, di colore rossiccio e friabile. I cavalli vengono poi affettati da molte malattie tipiche anche dei bovini, come l'afta, la mosca cavallina, il carbonchio e ancora altre. Grazie mille per l'attenzione.